dal mio punto di vista giustizia non è stata fatta. Parla Antonio Franchini, avvocato veneziano di Giancarlo Galan, presidente per 3 lustri della regione travolto dallo scandalo Mose. Un anno fa la richiesta della procura lagunare, il 22 luglio per lui si aprono le porte del carcere di Opera a Milano dopo un tesissimo voto alla Camera. Il 15 luglio Galan tornerà libero, scaduti i termini di carcerazione, ma la vicenda è tutt'altro che conclusa. 12 mesi che hanno cambiato il Veneto con i 35 arresti scattati all'alba del 4 giugno e una raffica di denunce. Avendo trattato personalmente Tangentopoli 20 anni fa, potrei dire che la gran parte delle caratteristiche è simile, per non dire uguale. Così un anno fa Carlo Nordio, procuratore aggiunto della Repubblica di Venezia. Quel mercoledì in carcere finiscono l'ex assessore regionale ai trasporti Renato Chisso, il consigliere regionale PD Giampiero Marchese, ex magistrati LEACO, un generale della Guardia di Finanza. Agli arresti domiciliari nel suo palazzo affacciato sul Canal Grande anche il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. Una notizia battuta e rilanciata in tutto il mondo nel giro di poche ore. Oltre a Galan scatta la richiesta di arresto per l'europarlamentare Lia Sartori e poi commercialisti, consulenti, imprenditori. Nel mirino il sistema di corruzione Mazzete creato dal Consorzio Venezia Nuova dal suo presidente Giovanni Mazzacurati e da Pier Giorgio Baita. Ad ottobre si apre la stagione di patteggiamenti. Nelle casse dello Stato dovrebbero tornare quasi 20 milioni di euro. Un'inchiesta tutt'altro che conclusa. Il sistema di dighe mobili, la grande opera nel mirino, di fatto è fermo. Al posto dei vertici del Consorzio 3 commissari. Il patteggiamento non è una missione di colpevolezza, hanno spiegato fin da subito i difensori di Galan. La sentenza attende il ricorso presentato in Cassazione. La giustizia, secondo Franchini, aspetta. Quello che resta, a distanza di un anno nei difensori, ma credo anche nello stesso Galan, è un senso di amarezza e di incompletezza.